Amici telespettatori del canale YouTube del Volley Veneto Benacus, ben ritrovati per questa seconda giornata di Coppa Veneto, partita tra la Volley Veneto Benacus contro la Libertas Montorio. Le due formazioni affrontare qui al palazzetto di Bartolino. Naturalmente tra un minuto inizierà il set. Le due formazioni adesso rientrano nelle rispettive panchine per gli ultimi consigli degli allenatori. Siamo pronti per questo incontro. Ricordiamo allora, non ho ancora gli starting six delle due formazioni, però i due roster, quindi partiamo dalla squadra di casa con il numero 1 Albertini Luca, con il numero 2 Squara Leonardo, con il numero 3 Sasha Tarocco, con il numero 5 Marco Bellinazzi, con il numero 7 Davide Gatti, con il numero 8 Edoardo Soprali, con il numero 9 il capitano Cristian De Agostini, con il numero 11 Filippo Garrò, con il numero 13 Tommaso Albrigo, con il numero 14 Michele Viola, con il numero 15 Davide De Giorgio, con il numero 17 Lovato Cristian, 18 Motteran Nicolò. Risponde il Montorio con il numero 1 Mattia Marchi, con il numero 2 Allora Emanuele, con il numero 3 Gironi Fabio, con il numero 4 Alberto Strasser, con il numero 5 Giona Piercarlo, con il numero 7 Casarotti, il capitano Davide, Liboni Riccardo numero 8, 9 Antonelli Giacomo, 10 Montnesi Lorenzo, 11 Baschera Riccardo, 14 Filippo Piccoli, con il numero 15 Andrea Quinto, con il numero 21 Nicola Tosadori. Siamo pronti per iniziare l'incontro. Le due formazioni, i due sestetti entrano in campo, abbiamo già le due squadre in campo pronte per iniziare questa seconda partita di Coppa Veneto. Ricordiamo che il Volley Veneto Benacus viene da una vittoria contro Tiene sabato scorso, vittoria per 3-0 con i 23-25 di forza 25 e 16-25, quindi la formazione di mister Adriano Fin lanciatissima. Vediamo cosa succederà questa sera. Al servizio il giocatore numero 11 Filippo Garrò per la formazione del Volley Veneto Benacus. In campo Albrigo con il numero 15 Davide De Giorgio, al servizio andrà Filippo Garrò, il libero Michele Viola, con il numero 8
Edoardo Soprali, e in panchina il secondo libero il capitano Cristian De Agostini. Tutto pronto e da inizio la partita. La palla cade a rete sul servizio del Volley Veneto, 1-0 per il Montagna in questo primo set. Al servizio il giocatore numero 7, il capitano Davide Casarossi. Errore in posto 4 del giocatore numero 15 Andrea Pinto, che smanaccia fuori il pallone, 1 pari, e al servizio andrà il giocatore numero 3 Sasha Tarocco. Nella partita precedente Sasha Tarocco ha fatto 14 attacchi e 5 ace. E parte con un altro ace Tarocco, 2-1 per la squadra di casa del Volley Veneto. Importante del giocatore numero 21 Cosadori, sempre da posto 4, rimette in equilibrio le due formazioni dopo comunque un'ottima ricezione del giocatore numero 14 Filippo Piccoli, che è riuscito a prendere la bordata lanciata da Sasha Tarocco. 2 pari. Alla rete, 3-2 per la formazione di casa. Tommaso El Brigo al servizio, il centrale che si prepara a rimettere in gioco il pallone. Free ball nel campo del Volley Veneto. Un bel attacco dello Scosco, viene chiamato il palla, non ho visto se ha chiamato il palla dentro. Ha chiamato il punto, se non l'avevo visto. Davide De Giorgio porta 4 i punti per i padroni di casa. L'attacco di Sacrali non è efficace perché va a incocciare sulla spicella, sull'antennina laterale della rete, 4-3, e manda al servizio il giocatore numero 8 Riccardo Liboni. Al servizio di De Giorgio. Una palla alzatagli abbastanza bassa da Filippo Garrò, 4 pari, perfetto equilibrio in questo inizio di set. Questa volta De Giorgio la mette bene, 5-4 per i padroni di casa. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Questa volta la palla di De Giorgio cade fuori. La
palla di De Giorgio cade fuori e siamo ancora in equilibrio. Andrea Quinto, ex giocatore, l'anno scorso giocava nel Volley Veneto. L'attacco nelle zone centrali del campo da parte di Cristian De Agostini e siamo 6-5 per la squadra di casa. Al servizio Edoardo Soprali. Buona la ricezione, possibilità di attacco da parte. Viene chiamato il tocco del muro, 6 pari, ancora equilibrio. Al servizio il giocatore numero 14, Filippo Piccoli. Alla rete, aveva cercato di forzare il servizio Piccoli, la palla è caduta a rete. Ancora in vantaggio la squadra di casa, ma si sta giocando punto a punto. Nella rotazione ritorna capitano De Agostini al suo rimessa in gioco. Errore, ha toccato l'invasione durante la battuta. 7 pari ancora. Al momento nessuna delle due formazioni sembra riuscire a prendere largo sull'altra. La squadra ospite è avanti adesso di un punto sul servizio di Mattia Marchi. Non è stata impeccabile la ricezione della formazione di casa e ha permesso agli ospiti di portarsi avanti di un punto. Ancora nel campo del Volley Veneto, ancora Tarocco. Ancora un altro errore di Tarocco, 7-9. E ancora Marchi al servizio. La squadra di Montoria in questo momento avanti di 2 punti sul 7-9. Palla fuori di Marchi, 8-9. Recupera un punto dato grazie a questo errore la formazione di casa. Filippo Garrò al suo servizio. Primo tempo molto efficace. Posto 3. Una bella palla messa giù, permette ancora agli ospiti di essere avanti di 2 punti, 10-8. Al servizio il giocatore numero 7, Davide Casarotti. Palla fuori anche di Casarotti, 10-9. Secondo errore al servizio consecutivo nella rotazione per i giocatori della Libertas Montorio. La battuta al servizio a Tarocco, vediamo, molto potente. Punto per il Montorio, perché il giocatore numero 15, l'opposto Davide De Giorgio, nella sua ribattuta ha toccato con la mano la rete, quindi facendo invasione 9-11. Abbiamo sprecato un'occasione per mettere andare in parità. Numero 21 Cosadori Nicola. In questo momento Montorio sembra aver trovato l'appiglio giusto, 9-12 più 3 per la formazione ospite.
Chiamata la Libertas Montorio, 10-12. Ecco che il capitano, giocatore numero 7 Casarotti, va a chiedere spiegazioni all'arbitro. 10-12. Al servizio Tommaso Albrigo. Punto, mani fuori di quinto da posto 4. 10-13. Al servizio giocatore numero 8 Riccardo Riboni. Punto per Montorio. Punto per Montorio, 14-10. Si fa un po' critica la situazione in casa del Volley Veneto. Time out chiesto da mister Adriano Finto. Che buoni, cioè, nel senso una parasport. Sì. Ritornano in campo le due formazioni, siamo sul 14-10 per la squadra del Libertas Montorio. Al servizio della formazione ospite, la palla ancora nel campo di Montorio con la possibilità di attaccare ancora convinto. Doppio muro. Free ball nel campo del Volley Veneto. Buon attacco del numero 15 Davide De Giorgio, che rompe l'egemonia avversaria portando la squadra a 11-14. Al servizio proprio l'autore del punto, l'opposto della formazione del Volley Veneto, Davide De Giorgio. Del numero 15 quinto Andrea porta ancora più 4 la formazione del Montorio dopo un batti-ribatti da entrambe le parti. È proprio l'autore di questo muro al servizio. Bell'attacco questa volta del giocatore numero 2 Leonardo Squadra. (12-15). Squadra sull'attacco in posto 2 della formazione di Montorio, viene sporcato dal muro e Squadra non riesce ad intervenire, un pallone veramente forte.
che concede alla formazione ospite di essere ancora sul +4 in questa fase centrale del primo set. 12-16 al servizio il numero 14 Filippo Piccoli. Palla fuori, 13-16. Certo che allora la formazione di casa dovrebbe cominciare a macinare un pochino più di aggressività per riuscire a pareggiare questo primo set. Palla fuori, 13-17. Il servizio del capitano Di Agostini non entra in campo. Ritorna al servizio il numero 1 Mattia Marchi. Questa volta Tarocco mette giù un bel diagonale da posto 4, un bel diagonale che porta a 14 contro il 17. Adesso è il momento di premere sull'acceleratore per i ragazzi di mister Adriano Fi. 14-17 al servizio il numero 11 Filippo Garrò, il palleggiatore regista della formazione del Volley Veneto. Buona la ricezione, possibilità di attacco, la palla è fuori, la palla del giocatore numero 21 Nicola Cosadori è fuori. Si macina un altro punticino la formazione del Volley Veneto. Da posto 2 Cosadori aveva cercato le mani alte del muro, non trovandole, buttando fuori il pallone. Ancora Filippo Garrò al servizio. Non perfetta la ricezione, Quinto butta la palla di là, Michele Viola la alza ancora per le gioche. Cerca di intervenire Piccoli, non riuscendosi. La formazione del Volley Veneto ritorna in partita in questo momento centrale del time out. Questa volta da Coach Piccoli che fa riposare per 30 secondi la propria formazione. Finito il time out, le due squadre rientrano in campo. Ancora il numero 11 Filippo Garrò al servizio. Viene dato la palla dentro, 16-18 sull'attacco da posto 2. C'è stata una piccola contestazione, ma tutto rientrato perché alcuni giocatori del Volley Veneto dicevano che la palla era uscita, però l'arbitro era molto posizionato proprio con col proprio posto vicino alla zona dove è caduto il pallone. Questa volta il muro del giocatore numero 13 Albrigo è efficace sull'attacco in posto 4 della formazione avversaria. Si ritorna a -1, 17-18, e ritorna anche fuori dal campo Sacha Tarocco, che ricordiamo nella partita precedente 13-5 ace, già uno l'ha fatto in questa partita. Stavolta la smanaccia malissimo, è il secondo errore in rotazione al servizio consecutivo per Tarocco, 17-19. La sua discolpa, dobbiamo dire che questi giorni Tarocco viene reduce da un'influenza, quindi magari non è al 100% della forma. La battuta Cosadori.
errore di piccoli sulla free ball abbastanza semplice, ha voluto angolarla tanto e la butta fuori dal campo. 18-19. Il servizio al Brigo, buona la ricezione. No, 18-20. C'è stata una contestazione perché il giocatore era uscito dal campo. 18-20. Sostituzione. Esce il giocatore numero 8 Liboni ed entra il giocatore numero 11 Baschera Riccardo, proprio per il turno di servizio in questo frangente. 18-20, contestazioni che sono rientrate su una chiamata dell'arbitro che ha lasciato proseguire un'azione che per il Volley Veneto era fallosa. Viola, buona la ricezione. Giù da posto 4, 18-21 più 3. Time out chiesto da mister Adriano Pinto. Rientrano le squadre in campo dopo questa 30 secondi di time out. 18-21 per il Libertas Montorio. Capitano De Agostini chiede com'è la rotazione della squadra per le posizioni in campo. Di De Giorgio, 19-21. Rotazione, ancora sostituzione, riesce il giocatore numero 11 Baschera e rientra il giocatore numero 8 Liboni, esce il giocatore numero 15 De Giorgio ed entra il giocatore numero 7 Davide Gatti per questo servizio. 19-21.
pipe 20-21 dopo una batti e ribatti tra le due squadre. Ancora Davide Gatti fuori dai 9 metri per il suo servizio. Era fuori il pallone dove è intervenuto Gatti, convinto che fosse in campo. 20-22 nelle fasi finali di questo set. Altra sostituzione. Esce il giocatore numero 7 Davide Casarotti. Alza il muro Mister Piccoli. Tempo di Capitano D'Agostini consente agli ospiti un 23-20. Ancora quinto fuori dai 9 metri. Questa volta la palla cade a rete 21-23. Aveva cercata di piazzarla. Sostituzione ancora nelle file del Volley Veneto. Esce il giocatore numero 2 Squara Leonardo e rientra il giocatore numero 8 Edoardo Sottali proprio per questo momento del servizio, con la formazione del Volley Veneto sotto di 2 punti in questo primo set. Buona la ricezione a Capocini. Ball nel campo del Volley Veneto. a 21. Set ball per la formazione del Montorio. Al servizio il giocatore numero 4 Alberto Strazza. No, scusate, 14 Filippo Piccoli, infatti il 4 era libero, non mi trovo più. Mette giù la palla del 22-24. Capitano Cristian De Agostini fuori dai 9 metri. Set 22-25, 3 minuti di pausa per noi.
come da bere. Come da bere. 2-1 in questo secondo set. Ricordiamo il primo parziale vinto 25-22 per il Montorio. A servizio il giocatore numero 13 Albrigo Tommaso. Errore in attacco da posto 4 dal giocatore numero 8 Edoardo Soprali. 2 pari, perfetto equilibrio in questo inizio di secondo set. A servizio del giocatore numero 8 Riccardo Liboni. Buon attacco da posto 3, un bel primo tempo del capitano Cristian De Agostini, a vantaggio di un punto della squadra di casa e che permette a De Giorgi di uscire fuori dal campo per il suo servizio. L'opposto del Volley Veneto si appresta a rimettere in gioco il pallone, vediamo, opterà per un float, buona la ricezione. Michele Viola non riesce a trattenere il pallone giocato da posto 4, sporcato dal muro di casa. Quinto al servizio, buona la ricezione del Volley Veneto. Attacco ancora del giocatore numero 8 che sbaglia Edoardo Soprali, il mancino butta fuori ancora il pallone. 4-3 per la formazione del Montorio che si porta in vantaggio. Ancora al servizio Andrea Quinto. Quinto la butta fuori, 4 pari. Una smanacciata del giocatore del Volley Veneto, della squadra del Libertas Montorio, 4 pari. Soprali al servizio. Buona la ricezione del Montorio che attacca il posto 3 con un pallone dove Michele Viola non riesce ad intervenire.
5-4 per il Montorio in questo secondo set. Alla rete siamo sulle 5 palle. Errore al servizio. Capitano De Agostini che si appresta a rimettere in gioco il pallone. Buona la ricezione del Montorio che cerca un primo tempo. Sottani c'era quasi arrivato sul primo tempo della formazione avversaria. Al servizio del giocatore numero 1 Mattia Marchi. Free ball nel campo del Libertas Montorio che ha la possibilità di attaccare. Palla. Viene detto palla dentro. 7-5. Sinceramente non ho visto benissimo, forse voi da casa con uno schermo più grande avete potuto vedere meglio di me. Ancora Mattia Marchi al servizio. Otto e 5, errore del numero 15 Davide De Giorgio, che aveva cercato l'attacco da 1-2, ha smanacciato il pallone fuori -3, preoccupato in panchina Adriano Finch per la serata un po' storta dei suoi ragazzi. È riuscito a prendere questo pallone di che viaggiava veramente a velocità esagerata. Complimenti a loro. 5-9. Time out chiesto da Adriano. 5-9. Ancora Mattia Marchi al servizio. Questa volta Carocco da poco riesce a passare il muro e mettere giù il pallone. 6-9 e interrompere questa egemonia del Montorio che con il servizio di Mattia Marchi, come è successo nel primo set, ha messo un pochino in difficoltà la ricezione del volley veneto. Al servizio il nostro palleggiatore Filippo Carrò. Palla dentro, 6-10. Sei a 10. Primo tempo del giocatore numero
13 al Brigo, 7-10. E Sasha Tarocco, vediamo se riesce a sistemare il braccio nel servizio. Sostituzione intanto nel campo del volley veneto, entra Leonardo Squara al posto del giocatore numero 8 Edoardo Soprali. Ancora rete, tantissimi errori al servizio questa sera di Tarocco che non è in perfetta forma. 11-7. Ancora un attacco nelle zone centrali del campo con il nostro Tommaso Albrigo che risolve un'altra situazione difficile, portando a 8 i punti contro gli 11 della formazione avversaria. È proprio l'autore del punto che si prepara per il suo servizio. I giocatori del Montorio sono fermati un attimo a pulire il parquet. 8-11. Il muro di Giorgio e De Agostini smorza il pallone, non è riuscito ad intervenire in scivolata al palleggiatore Filippo Garrò, concedendo agli avversari un 8-12. Bel punto di De Giorgio, che da posto 4 mette giù un bel lungolinea. 9-12. Al servizio il numero 15 Andrea Quinto. Errore di Filippo Garrò. Che butta in rete un secondo tocco. Punto della squadra Leonardo che porta a 10 punti contro il Libertas Montorio. Una bella palla forzata da posto 2. Viene data invasione 11-15. Ancora Squara al servizio.
Viene chiamata invasione. 11-16. Abbastanza fiscale questo arbitro, però finora non ha assolutamente inciso con decisioni strane al trend della partita. Un altro errore di Davide De Giorgio concede agli ospiti il +6, 11-17. La palla cade sulla rete, 12-17, meno 5 per la formazione del Volley Veneto. Cristian De Agostini che si appresta al suo servizio. Questa fase centrale del set, speriamo che la formazione del Volley Veneto riesca a riscattarsi. Posto 2 posto 4 di Sasha Tarocco, 13-17. Dai ragazzi, suoniamo la carica. Ancora De Agostini. Fuori dal campo per il suo servizio. Attacco da posto 4 del Montorio che porta a 18 i punti, ancora meno 5, scusate, per il Volley Veneto. A 18. Attacco di De Giorgio che porta sostituzione, esce il palleggiatore Filippo Garrò ed entra il numero 5 Marco Bellinazzi per il servizio palleggio per palleggio. Attacco ancora dal posto 4 del giocatore numero 21 Tosadori, 14-19. Rimane in campo Bellinazzi, al servizio il giocatore numero 7 Davide Casarotti, capitano della formazione del Libertas Montorio. a 20. Sembrano un po' aver abbandonato i remi i giocatori del Volley Veneto in questa fine del secondo set. Dai ragazzi,
16-20, mamma mia però, cosa hanno tirato su i giocatori del Montorio. Carocco al servizio. Free ball nel campo del Volley Veneto. Pallonetto del Montorio, a mio parere il pallone rigiocato dal Montorio era passato al di qua dell'asticella. Time out chiesto da mister Adriano Fini. Rientrano in campo le due squadre con il Montorio avanti di 6 punti. Una serata storta questa sera per il Volley Veneto. Rimane in campo Marco Bellinazzi per questo finale di secondo set. Palla sulla rete, 16-21. Posto 4, 16-22. Al servizio al giocatore numero 11, Baschera Riccardo. Del giocatore numero 2 Squara Leonardo, 17-22. Sostituzione, esce Marco Bellinazzi, rientra il giocatore numero 11 Filippo Garrò per questo fine di secondo set. De Giorgio fuori dai 9 metri per il suo servizio. Inizia 17-23. Quinto al servizio. Errore del giocatore numero 14 Filippo Piccoli, 18-23. Girandola di sostituzioni, tanto
nella Libertas Motorio rientra il giocatore numero 7 Davide Casarotti. Viene chiamata fuori. Finisce 18-25 il secondo set per la Libertas Motorio che si porta sullo 0-2, 3 minuti di pausa.
rientrano in campo le due formazioni. Ricordiamo il punteggio: Montorio avanti 2-7-0 per turni parziali di 22-25 e 18-25. Speriamo che la formazione di casa adesso ricominci a macinare il gioco che ci ha abituato a vedere anche nella prima partita di Coppa Veneto contro Tiene. (1-0) per la squadra di casa. Un errore del giocatore numero 8 di Boni Riccardo, che non riesce a far passare il pallone al di là della rete. Ancora Filippo Garrò alla ricezione, Piccoli non riesce a tenere bene il pallone. Da questo nasce l'errore del giocatore numero 21 Tosadori, gran muro della formazione di casa. In questo momento è un vantaggio per 2-0 in questo terzo set. Attaccato da posto 2, giocatori in posto 4 molto attenti della formazione di casa. 3-0 per la formazione del Volley Veneto Venetus. Questa volta l'attacco del centrale del giocatore numero 8 di Boni Riccardo è efficace. 3-1, cambio palla per il servizio, andrà il giocatore numero 7 Davide Casarotti. Ancora un attacco efficace del giocatore. Cartellino giallo per il giocatore numero 15 Davide De Giorgio. Ancora il servizio il Montorio con il giocatore numero 7 Davide Casarotti. Grande attacco di Casarotti, sembra aver trovato le giuste misure. 4-2. Gli errori di Tarocco al servizio, tanti errori da parte sua. 4-3 al servizio il giocatore numero 21 Nicola Tosadori.
Giorgio non fa passare l'attacco della squadra avversaria 5-3. Al servizio Tommaso Brigo. Alla rete 5-4. Secondo errore consecutivo al servizio. Di Giorgio 5 pari. Riccardo Lidoni al servizio. Un bel type del Montorio consente di andare in vantaggio alla squadra ospite 6-5. È proprio l'autore di questo pipe Edoardo, no, non so, sinceramente non ho visto bene chi ha fatto il pipe, sopra il servizio. Punto per il Volley Veneto 6 pari. Proteste per un tocco rete di un giocatore del Montorio non visto dal primo arbitro. Sei pari. De Giorgio al servizio. A 6, grande attacco da 8-4, il muro di Montorio del Volley Veneto non riesce a tenerlo in campo e Andrea Quinto che si porta fuori dai 9 metri sul servizio. 7-6 per il Montorio. Una grande difesa, Montorio molto attenta, fanno fatica tantissimo i giocatori del Volley Veneto a mettere giù il pallone, una difesa molto reattiva quella del Montorio, anche questa volta è riuscito a prendere un pallone di tarocco molto potente. Cerca le mani alte del muro e porta in vantaggio la formazione di casa sull'8-7. Ancora Edoardo Soprali al servizio che forzando il primo pallone è riuscito a mettere in difficoltà Montorio. Ancora molto forzata la sua schiacciata. Un attacco di Tarocco che porta a 9 i punti del Volley Veneto Venacus, scatenando così i tifosi in un lungo applauso. Posto 2 da posto 4 per il Montorio è efficacissimo, 9-8.
riesce a bucare il muro di Verona del Volley Veneto non era posizionato benissimo, la palla cade tra i piedi dei due giocatori veronesi, concedendo al Montorio il -1, 9-8. Al servizio il giocatore numero 14 Filippo Piccoli. Palla fuori, 10-8. Ancora capitano Cristian De Agostini al servizio. Questa volta Tarocco la butta fuori, 10-9. Al servizio Mattia Marchi. Questa volta è dentro, 11-9. Un bel pallone di Sasha Tarocco tagliato molto bene che va a infilarsi nell'angolo dall'altra parte del campo. Ritorna al servizio la formazione del Volley Veneto. In questo terzo set, ricordiamo, Volley Veneto sotto di 2-7-0. Palla fuori, no, viene chiamato il tocco del giocatore numero 13, che il quale si assume la responsabilità alzando la mano. Sono stato io, 11-10. Al servizio Casarocchi. Ancora un'ottima difesa del Montorio. Palla fuori. Errore del giocatore numero 21 Sposadori, che aveva cercato l'angolo lungo dall'altra parte del campo da posto 4, la butta fuori non di molto, ma comunque fuori. 12-10. Tarocco al servizio. (12-11). Con un pallonetto beffa in muro a 2 la formazione del Montorio, nessun giocatore dietro a recuperare il pallone, la palla cade tra i piedi dei due giocatori a muro e permette a Montorio di andare a -1. Di 13-11, un pallonetto a due mani che beffa il muro avversario, 13-11. La formazione del Volley Veneto si riporta a +2. Cambio, esce il giocatore numero 13 Albrigo Tommaso, entra il giocatore numero 7 Davide Gatti per il suo turno al servizio. Centrale per centrale, quindi in questo momento il libero di rientra Michele Viola.
De Giorgio il servizio in flotto, buona la ricezione, attacco di Quinto, e mette giù da posto 4 un pallone fortissimo per rinforzare sul corpo di un incolpevole De Giorgio che non era in traiettoria. 14-13, è proprio Andrea Quinto che si appresta a rimettere in gioco il pallone. Pari, cattiva ricezione di Verona di Volley Veneto. Ancora Quinto al servizio. Quinto non riesce a trattenere il pallone giocato dal numero 15 Davide De Giorgio, la palla cade fuori dal campo, 15-14 per i padroni di casa. Soprali al servizio. È chiamato una doppia. Era abbastanza clamorosa questa doppia di Casarotti e gli è sfuggito dalle mani il pallone. 16-14. E 17-14. Time out chiesto dalla Libertas Montorio. - 17-14 rientrano in campo le due formazioni. Ancora Soprali al servizio. Free ball nel campo del Montorio con la possibilità di attaccare nel primo tempo. 17-15. Al servizio il numero 14 Filippo Piccoli. Toccato nessuno. 18-15. L'attacco del giocatore numero 21 Tosadori da posto 4 in diagonale lunga non è entrato, nessun tocco a muro. Capitano De Agostini al servizio. Dai Cristian. Questo bello attacco nella zona centrale del campo
di Sasha mette i 19 punti in casa per il Volley Veneto. Immarcabile in questa fase di partita, 20-15. Ancora posto 4, ancora in diagonale. (21-15 più 6 per i padroni di casa che finalmente cercano una riscossa. Posto 4, un bel lungolinea che spiazza muro e difesa della formazione del Volley Veneto. Molto interessante questo giocatore. Mattia Marchi al servizio per la squadra ospite. Il primo tempo della Volley Veneto, 22-16. Incomprensione nel campo del Volley Veneto tra Palletto e Centrale e regalano questa palla al Montorio che si presta al servizio con Davide Casarotti. Sbaglia Tarocco a posto 2. Il lungolinea aveva cercato la linea davanti a sé, non è riuscito a trovarla. Ancora Casarotti pronto per il suo rimessa in gioco. (23-18), grande attacco del Davidino De Giorgio che mette giù un pallone fortissimo da posto 4, incrociando le mani. Il muro avversario non potrà altro che vedere cadere il pallone dall'altra parte del campo. Sasha al servizio, la palla sulla rete, 23-19. Tanti errori al servizio questa sera per lui. Sposadori pronto anche lui al servizio per il Montorio. La palla nel campo del Montorio che ha la possibilità di attaccare. Il muro 2 non è efficace, ancora
Cosa del servizio? Sostituzione, no, time out chiesto dalla panchina del Volley Veneto. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni quando la squadra di casa è avanti di 23-20. Un attacco potente di Davide De Giorgio, l'opposto del Volley Veneto, porta più 4 la formazione di casa e a un punto dal set point al servizio Davide Gatti. La palla conta sulla rete 23-24-21. Sostituzione, esce il giocatore numero 8 di Bono ed entra Riccardo Baschera per il suo turno di servizio. Che non riesce a tenere 25-21 finisce il set a favore del Volley Veneto. Tre minuti di pausa. Questo appena perso appena.
Rientrano in campo le due formazioni per questo terzo set. Ricordiamo la Libertas Montorio avanti di 2-7-1 con i parziali di 22-25, 18-25, 25-21. Terzo set di orgoglio da parte dei padroni di casa che sono riusciti a accorciare le distanze. Errore di valutazione del giocatore numero 8 della Libertas Montorio che permette ai padroni di casa di andare sull'1-0. Riccardo Liboni valuta male la distanza dalla rete. Uno pari dopo questo batti e ribatti. Al servizio Tosadori. Palla fuori. Punto per i padroni di casa. 2-1. Tarocco al servizio. Dai Sasha. Due pari, viene chiamato fuori il muro a due del volley veneto, a me sembrava dentro. Protesta di De Giorgio, protesta di El Brigo, nulla da fare, due pari. Stavolta un fight potentissimo di Tarocco. Da 3-6, da 6-3, scusate, nella zona centrale del campo. (3-2). Tommaso Albrigo per il servizio. 3 pari.
De Giorgio, dai Davide, 4-3. Attacco di Edoardo Soprali da posto 4, doppio attacco, il primo salvato, il secondo no, 5-3 per i padroni di casa. Non interviene la difesa del Volley Veneto su una palla sporcata dal muro, 5-4. Capitan Cristian D'Agostini, 6-4, più 2. Edoardo Soprali. Non passa l'attacco di D'Agostini, troppo bassa la palla data da Ron Filippo, 6 pari. Contrasto a rete, era meglio Cosadori Nicola, 7-6 e il Montorio si ritrova in vantaggio dopo tanti errori del Volley Veneto. Chiesto subito da coach Adriano Pinto. Rientrano in campo le due formazioni.
servizio Cristian. Doppia fischiata a De Giorgio, visto da come si è partito il pallone. 7-9. Visto subito. 7-9. Un altro errore di De Nel momento topico del set, la formazione del Volley Veneto sembra aver perso un attimo la concentrazione. Ancora Tarocco, 8-10. Ancora 9-11. Messaggio di digli che se qualcuno ha un power bank perché ho quasi esaurito la batteria. Non mi aspettavo che durasse 2 ore e mezza la partita. La batteria di sport. Power bank.
carica batteria. Power bank. In regia. Siamo sul 12 pari. A 12 per il Montorio. No, ho già fatto, già detto 13 pari. Errore di di Montorio. Quattordici pari. Eccoci, siamo riusciti a ritornare in diretta, scusateci amici. Siamo sulle 15 pari in questo quarto set, veramente molto intensa la partita. Per il Montorio, ma sembra aver ritrovato la voglia di giocare la squadra del Volley Veneto. Stanno ribattendo colpo su colpo alle mordate degli avversari. Forse la doveva mettere con la mano così, forse lui invece forse con due mani. 16 pari. Un bel pallonetto di Tarocco, mette in difficoltà la squadra del Libertas Montorio, 17-16.
17 pari. Punto per il Volley Veneto, errore da posto 2 della formazione di Montorio, con Andrea Quinto che sparacchia malamente il pallone. 18-17, veramente il quarto set dopo la sfuriata di mister Adriano Fin. La formazione del Volley Veneto ha cambiato completamente faccia. 18 pari. Peccato perché il servizio di Tarocco era molto potente, molto indirizzato bene, è uscito di un non nulla. Sostituzione nelle file del Libertas Montorio, esce il centrale Riccardo Riboni ed entra il giocatore numero 11 Riccardo Baschera, che abbiamo già visto nel corso degli altri set, questa sostituzione nel servizio. Palla fuori 19-18, peccato, mi sembrava dentro. 19-18. La Libertas Montorio rimette avanti la testa. Di Quinto è dentro, battezzata fuori dalla difesa del Volley Veneto, invece la palla di Andrea Quinto va dentro il campo. 18-20, chiamata time out da parte di coach Adriano Quinto. Rientrano in campo le due formazioni, siamo sul 18-20 per la formazione della Libertas Montorio dopo un quarto set combattutissimo. Ricordiamo il conto dei set 2-1 per gli ospiti. Buona la ricezione, possibilità di attacco, ma la palla ancora possibilità di attacco del Montorio. Palla fuori, 19-20. (19-20). Sostituzione, riesce il giocatore numero 11 Baschera Riccardo e rientra il numero 8 Liboni, anche lui
19-20. Palla fuori, 20 pari. Palla fuori, 20 pari, errore del giocatore numero 14 piccolo. 20 pari, combattutissimo questo set. Time out, chiesto da coach piccolo del Libertas Montorio. Per gli ospiti dopo l'errore del giocatore numero 8 Suprali, che ha dovuto gettare di là del campo un pallone sbagliato. Ecco che aumenta il muro mister Piccoli in questa fase di gioco. Fa uscire il palleggiatore Davide Casarotti per regalare centimetri al muro nei 3 metri. Andrea Quinto fuori dai 9 metri per il suo servizio. Che va a toccare il muro e va a cadere in fondo al campo. L'attacco di Tarocco, 21 pari. Non pensate, vai. 21 pari. In questo quarto bellissimo set. A 21 per gli ospiti, l'attacco in posto 4 va a incrociare le mani del muro. Dai adesso, dai. Al servizio il numero 14 Filippo Piccoli. Pari, l'attacco del mancino del volley veneto Edoardo Soprali mette ancora in perfetta parità la partita di questo quarto incredibile set. Ricordiamo 2-7-1 per la Libertas Montorio, ma il volley veneto, dopo essere stata sotto di 2 punti, 2-7-0, ha ritrovato fiducia in se stessa e stanno cercando di recuperare. E si infiamma il palazzetto di Bartolini.
+1 per la Libertas Montorio, che manda al servizio il giocatore numero 1 Mattia Marchi. Match ball per la Libertas Montorio. Rientra il giocatore numero 15 Davide De Giorgio al posto del numero 2 Leonardo Squara sul 22-24. Ancora con Mattia Marchi al servizio. Grande attacco ancora di Tarocco che porta a -1, ma la Libertas Montorio ha ancora un match ball a disposizione. Pari. Errore questa volta abbastanza banale del giocatore numero 21 che ha Cosadori, che ha sbagliato il tuffo. Mamma mia ragazzi, che partita veramente al cardiopalmo in quel di Bardolino in questa seconda giornata di Coppa Veneto. Ancora De Agostini. Viene toccata dal muro l'attacco in posto 4 del giocatore numero 21 Cosadori. È un altro match ball, terzo match ball tra le mani del servizio di capitano Davide Casarotti. 25-24. Primo nel campo del volley Veneto, seconda palla intercettata su grande difesa di Michele Viola, possibilità di attacco, ancora Sasha Tarocco, palla fuori, 25 pari. Di andrà al servizio. Per il volley
Veneto, chiamata la doppia, ma chiamata, scusate, trattenuta, con la mano aperta sul pallone. 26-25. Ed è il primo set ball a disposizione del Volley Veneto. A 25, due pari, incredibile, 27-25, cambio campo, si va al tie break. Dopo 2 ore e 20 minuti di partita siamo arrivati al tie break. Sotto di 2-7-0 la formazione di mister Adriano Fin è riuscita a pareggiare i conti
con un quarto set clamoroso sotto di 22-24, è riuscita a recuperare e portare a casa il parziale con un 27-25. Mamma mia, che bel set. Il quarto vinto per 25-21, mentre i primi due persi 22-25, 18-25, e si ricomincia per questa interminabile partita e si va al tie break. La formazione di Montorio che sta andando a servizio con il capitano Davide Casarotti. Free ball. Ancora Tarocco, buona. Nessuno interviene sulla ottima difesa del numero 14 Piccoli, che era riuscito a intercettare il pallone. Nessuno che sia andato sotto rete a recuperarlo e permette alla formazione di casa di andare sull'1-0 in questo tie break. Un bellissimo pallonetto da posto 2 del numero 21 Nicola Tosadori, a nostro parere per il momento uno dei migliori in campo della formazione del Montorio. Pareggia i conti 1 pari in questa incredibile partita. Adesso Tarocco ha preso il cosiddetto spazzettone per pulire il sudore che si era depositato dall'azione dei giocatori in campo. Bene, si può ricominciare. È proprio l'autore del pallonetto, Nicola Tosadori, che si appresta al suo servizio. Due a 1 sull'attacco di Andrea Pinto. Tante proteste di Michele Viola, dei giocatori della formazione del Verona, del Volley Veneto. 2 a 1 per il Montorio. Per il Montorio. Di De Matti, time out chiesto da Adriano Pinto. a 1 rientrano in campo le due formazioni e Montorio avanti di 3 punti in questo tie break.
5-1. Con un attacco di Davide Gatti nella zona centrale del campo. Palla fuori, 8-3, cambio campo. Errore questa volta nel giocatore numero 14 Filippo Piccoli.
bellissimo fight da 6-3 di Tarocco, che tiene accese le speranze del volley veneto. Invasione di Quinto concede il punto numero 6 per il volley veneto. A 7. Bellissimo primo tempo di Mattia Marchi che porta il più 3 il Montorio. È proprio l'autore di quel punto, di questo punto, che va fuori dai 9 metri per il servizio. Il centrale della Libertas Montorio, che si prepara a rimettere in gioco il pallone. Di Tarocco che va a colpire purtroppo la faccia del giocatore numero 14 Filippo Piccoli. Nulla di grave. Otto 10. Questa volta l'errore dell'inalzata del numero 7 Casarotti, che non dà un pallone giocabile per Liboni. 9 a 10, meno 1 per il volley veneto. Alla rete 9 a 11. Meno 2 per la formazione di casa in questo incredibile quinto set. Davide Casarotti. A 12. Time out chiesto da Adriano Finzi. Finisce il time out chiesto dalla panchina
del Volley Veneto. Rientrano in campo le due formazioni dopo 2 ore e 35 minuti di gioco, 2 ore e 36. Veramente incredibile questo match. 9-12 per il Montorio nel tie break, due pari parziali 22-25, 18-25, 25-21, 27-25. L'attacco di Tarocco è incredibile, 10-12. Cristian De Agostini che si appresta a rimettere in gioco questo pallone che sta diventando sempre più bollente. Posto 4, mette giù la palla del più 3, 10-13 e consente al giocatore numero 21 e forse il migliore della Libertas Montorio lo posto schiacciatore Tosadori Nicola. Alla sua battuta palla rete 15-13, probabilmente anche un po' la stanchezza si fa sentire da una parte e dall'altra. Undici a 13. A 13, invasione chiamata al Montorio anche secondo me. Time out chiesto dalla panchina della Libertas Montorio. Questa fischiata era giusta perché è partito prima lui. Rientriamo in campo 12 a 13. Ace. 13 pari, era un ace, l'ho visto benissimo, i giocatori del Montorio si sono lamentati, ma la palla era dentro il campo. I giocatori della Libertas Montorio si lamentano per una palla giudicata trattenuta. Ed è match ball per la formazione del Volley Veneto. Partita pazza.
13, 2-1, 3-2, scusate, per il Volley Veneto. 15-13, tie break pazzo. Finisce qua la partita, amici telespettatori del canale YouTube del Volley Veneto. Veramente una partita al cardiopalmo. Io veramente ho fatto fatica a stare dietro a tutte le emozioni che ci sono state questa sera, con qualche errore, qualche sbavatura, però la formazione del Volley Veneto si sta dimostrando veramente una squadra competitiva in attesa dell'arrivo del campionato. Io vi saluto, buona serata e ci risentiamo per la prossima partita del Volley Veneto. Va bene, Grazie ancora, buona serata.